Molto emozionante, sono stati 6 lunghi anni, complicati, però mi hanno dato tante soddisfazioni e tutto lo sforzo è stato ripagato, quindi sono stata molto contenta e lo rifarei. Il futuro, hai già in mente qualcosa? Qual è il tuo orientamento? Allora, sono indecisa su pediatria o endocrinologia, comunque 2 cliniche, insomma adesso vedremo come evolverà il futuro. Però. Sentite la responsabilità di essere i primi e di aprire la strada a tanti nuovi futuri medici. Sì, sicuramente sì, e l'abbiamo vissuto in questi 6 anni perché siamo stati un po' gli apripista di tutti i successivi anni, però insomma ci siamo sempre trovati molto bene, tutti i professori sono sempre stati disponibili ad ascoltare i consigli che avevamo e abbiamo visto che sono già stati messi in atto e gli anni dopo ci hanno ringraziato, insomma, quindi sì. E pensa che l'ospedale di Treviso possa essere un luogo di lavoro, cioè di poter fare poi Sì. la dottoressa e il medico? Sicuramente sì, anche perché insomma adesso è stato fatto tutta la parte nuova, ci sono un sacco di tecnologie all'avanguardia e anche da un punto di vista universitario mi sono trovata molto bene a studiare lì, insomma, anche perché siamo stati molto seguiti dai vari medici, da tutto il personale, quindi sicuramente ha aiutato la nostra formazione. La tesi su cos'era, Martina? Sulle malattie infiammatorie croniche intestinali e l'effetto che le terapie avanzate possono avere sulla salute dell'osso di questi pazienti.